C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Io ho il compito di salutare, di portare i saluti miei personali come segretario regionale del Partito Democratico, ma anche di Chiara Luisetto, che è il segretario provinciale, di Federico Formisano, che è il segretario della città di Vicenza, del capogruppo in consiglio comunale Otello Dalla Rosa, della senatrice Danila Sbrollini, del capogruppo in regione Stefano Fracasso, ma poi abbiamo visto che c'è anche Andrea Ferrazzi, che è un onorevole sempre del Partito Democratico, e tantissime altre personalità. È caduto il logo. È il logo, male che cada, il logo che deve rimanere qui invece. Dicevo, dopo una fase gioco forza di consultazioni, di indicazioni, di confronti interni, oggi finalmente si parte qui in Veneto, si parte con la campagna elettorale per le prossime europee. Abbiamo il piacere di avere con noi il capolista Carlo Calenda, già adesso un bel applauso. Lo dico qui da subito, da oggi parte la campagna elettorale per lui come capolista, ma anche per tutte le donne e gli uomini che metteremo in lista come veneti, perché sapete che la circoscrizione è fatta di 4 regioni, è fatta del Veneto, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige. È chiaro che ognuno farà la propria corsa, ma noi la faremo in particolare per le persone che abbiamo saputo indicare, per fare in modo che il Veneto venga rappresentato in Europa. Allora, già dal logo, e poi qui ho 2 delle persone che sono indicate nella rosa che abbiamo inviato a Roma e che nelle prossime ore troveranno sintesi nel miglior modo possibile, con la possibilità che ci sia un riferimento chiaro a quello che è stato il sindaco di Vicenza e anche presidente delle province italiane, Achille Variati. Nella persona che è stata indicata a fare la candidata presidente della regione del Veneto e già capolista per le europee di 5 anni fa, Alessandra Moretti. Ma permettetemi, ringrazio di cuore perché è, come dire, una notizia pubblica e quindi non la voglio disconoscere, anzi la ritengo come un qualcosa di un doveroso applauso di ringraziamento a Stefano Fracasso, che ha deciso di fare un passo indietro. E guarda bello forte, più bel forte. Dicevo e vado a chiudere, perché non siete venuti ad ascoltare me, ma ad ascoltare Carlo Calenda. In quel simbolo sta tutta la battaglia che abbiamo davanti nel prossimo mese e mezzo. È il nostro simbolo di appartenenza, il Partito Democratico nell'ambito del Partito Socialista Europeo, ma c'è un ma significativo, quella scritta "Siamo europei", con tutte le stelline che ci fanno riconoscere come argine primo rispetto a chi invece vorrebbe buttarci nel mare magnum dei nazionalismi, del far finta che contiamo di più se ci stringiamo in noi stessi, se contiamo nel nostro piccolo. Invece noi, il nostro argine, il nostro riferimento è pensare che in un'Europa allargata possiamo contare di più e non quindi pensare che il distruggere l'Europa sia l'esempio che vedete nei telegiornali ogni sera, che si chiama Londra e si chiama Brexit. Quelle sono le cose per cui uno, in maniera propagandistica,
dice che bisogna cambiare tutto e poi quando ti accorgi che nel buttare a mare quello che avevi fatto in 50-60 anni, ti ritrovi con un pugno di mosche in mano che ti punzecchiano anche, che ti fa male, perché probabilmente ne avrai un sbeneficio. Lo uso a proposito il termine sbeneficio, anche se in italiano dice poco, perché probabilmente da quell'uscita se ne ritroverà un PIL del meno 8%, hanno stimato, se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Europa. E allora veniamo al momento catartico, mi verrebbe da dire. Passiamo la parola a Carlo Calenda, che sicuramente è l'esempio di come si può interpretare il Veneto più profondo, quello che lavora dalla mattina alla sera, quello che intraprende, che fa intrapresa per distribuire il reddito, che non vive di sussidi, che vive di lavoro, di impresa, di industria 4.0, di superammortamento per fare nuova intrapresa, nuovo sviluppo, un nuovo Veneto che non è sicuramente rappresentato da chi ha deciso di togliere addirittura dal simbolo il Nord, che significa Lega. Buona giornata! Una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.